buonasera, buona serata ai telespettatori di TV7 Match, benvenuti nei nostri studi. Questa sera la storia, ma anche l'attualità e anche gli appuntamenti futuri. Questi sono i temi non ancora svelati della puntata di questa sera. Invece vi presento gli ospiti che abbiamo in questa nostra prima parte di trasmissione. Inizio dalla mia sinistra, Enzo De Biasi. Buonasera De Biasi, riscossa civica veneta contro il referendum. Buonasera. Farlocco, c'è anche il farlocco da aggiungere. Dobbiamo dire che questo altrimenti è monco. Anzi, questa è la sostanza. Certo, grazie di essere qua. Grazie. Al suo fianco un imprenditore, il presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio. Buonasera Presidente, grazie anche a lei di essere qua. Il nostro editore Manno, buonasera. Al suo fianco Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, esponente della Lega Nord. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, parleremo ovviamente del referendum per l'autonomia. 22 ottobre, siamo esattamente ad un mese dal voto, ma come di consueto noi siamo soliti proporre anche a voi a casa come dire, i ricordi, le ricorrenze di questi giorni, le ricorrenze storiche. Ci sono sempre degli avvenimenti che vale la pena ricordare. Perché? Perché sono importanti e perché aiutano anche a capire il nostro presente. Come si usa dire, la storia insegna, l'uomo non impara, però spesso in queste ricorrenze ritroviamo anche, come dire, i problemi che stiamo vivendo oggi. Iniziamo allora come sempre con la nostra rubrica Memorandum. Questa sera abbiamo 4 ricorrenze, sentiamo di che cosa si tratta nella nostra sigla. Memorandum, storia e memoria. 20 settembre 1870, la breccia di Porta Pia, le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma e finisce il potere temporale dei papi. 22 settembre 1943, nell'isola di Cefalonia i tedeschi massacrano migliaia di soldati italiani per rappresaglia dopo l'armistizio. 22 settembre 1949, l'Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica, un ordigno al plutonio da 22 kilotoni. 23 settembre 1943, Mussolini costituisce ufficialmente il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana, con capitale Salò sul lago di Garda. Allora, queste sono le ricorrenze di cui parleremo questa sera brevemente in apertura della nostra trasmissione. Allora, iniziamo dalla breccia di Porta Pia. I garibaldini entrano a Roma e, come avete sentito nella sigla, viene messa fine al potere temporale dei papi. Il servizio. 20 settembre 1870. Le truppe del Regno d'Italia aprono una breccia nelle mura aureliane vicino Porta Pia, una delle vie di accesso a Roma. I bersaglieri possono così entrare in città. Negli scontri cadono 49 soldati italiani e 19 soldati pontifici. L'annessione di Roma al Regno d'Italia decreta la fine del potere temporale dei papi dopo più di 1000 anni. Poche settimane prima si era consumata una battaglia destinata a cambiare gli equilibri politico-diplomatici in Europa per molti anni, la battaglia di Sedan. La Prussia di Bismarck era infatti entrata in guerra contro la Francia di Napoleone III, alleato italiano ma anche protettore del dominio papale su Roma. Dopo l'Austria nel 1866, ora toccava alla Francia capitolare sotto i colpi dell'organizzatissima armata prussiana. Venuta meno la protezione francese, a Pio IX non restò che rifugiarsi in Vaticano e dichiararsi prigioniero politico dello Stato italiano. Ecco qua allora brevemente riassunto quelli che sono stati gli eventi di questa giornata, una giornata importante che segna una svolta altrettanto importante poi in quello che è appunto il potere temporale dei papi. De Biasi, inizierei da lei per introdurre un po' questo tema. Di fatto Roma viene annessa al Regno d'Italia
il Papa Pio IX, una figura di cui magari dopo parleremo più dettagliatamente, si dichiara prigioniero politico. Sì, con questo episodio inizia sostanzialmente lo spodestamento della temporalità del potere del Papa, tant'è che per arrivare poi alla riconciliazione bisogna andare ai famosi patti lateranensi del 29 e da un punto di vista, se vogliamo, di partecipazione civile e quindi politica, i cattolici rimangono fuori dall'agone politico per un bel po' di tempo, mentre dall'altra parte prevale una monarchia a forte ispirazione laicista, tant'è che i primi provvedimenti che vengono assunti sono quelli della spoliazione di tutto il patrimonio materiale e immobiliare che aveva la Chiesa. Se noi dovessimo fare una correlazione così con i nostri giorni, vista anche, dobbiamo dire che gran parte del patrimonio immobiliare, ci fu un decreto Cavour, gran parte del patrimonio immobiliare fondò, venne usato, venne utilizzato, venne confiscato per formare ad esempio le prime sedi ospedaliere. Cioè anche qui lo Stato italiano non ha mai ritenuto di investire ed è partito già con questa spoliazione, tant'è che in alcuni ambienti cattolici, ovviamente soprattutto i più ligi, ci fu sempre una specie di distinzione anche di non accettazione del regime laico, e le prime leggi ad esempio della monarchia furono invece molto verso il popolo. Dall'altra parte l'aristocrazia nera che sosteneva il Papa ovviamente non gradì, né la gerarchia ecclesiastica nei suoi vertici gradì, tant'è che ci furono un po' di problemi. Certo, professor Casen, la figura di Pio IX è una figura, diciamo così, di un Papa che insomma ne ha fatte parecchie, no? Ma si potrebbe dire dei papi: chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma sai Ferretti cominciò in realtà in maniera, per l'epoca, abbastanza in forma, diciamo, democratica, perché incominciò a liberare tutti i prigionieri, cioè non tutti, 400 prigionieri politici che erano nelle sacre prigioni vaticane e 400 invece esuli che fece rientrare, e cercò di dare una prima parvenza di Costituzione, quindi una rappresentanza laica all'interno del Parlamento. E questo fu un tentativo di rimettere, diciamo, fine a una insurrezione che ormai serpeggiava in tutta Europa, ed è il famoso 48. Quando si dice fai un 48 è quel movimento planetario del 1848 che coinvolse Vienna, coinvolse Mosca, coinvolse tutti i paesi, la Francia eccetera, tutti i paesi d'Europa e anche dell'America, perché si era sgretolato il concetto di assolutismo del potere. Con la rivoluzione francese, con la invasione di Napoleone che aveva portato questa sorta di idea nuova, la gente non si riconosceva più nei grandi re, nei vecchi regimi. Questo ebbe come epilogo poi la prima guerra mondiale, dove tutti i sistemi crollarono. Però il 48 segna anche la Repubblica Romana, perché quei diciamo revanscisti, quei patrioti che volevano cambiare il sistema tornano a Roma e si impadroniscono di Roma. E quindi Papa Ratti, cioè Papa, diciamo, Ferretti, è costretto a scappare, e poi quando tornerà prenderà le redini di uno Stato molto più ferreo, e lì naturalmente non risparmia nulla a nessuno, capisce che se deve continuare a comandare
deve agire in maniera completamente diversa. Sulla conquista poi su Porta Pia ormai mancava il grande difensore dello Stato Pontificio, che era Napoleone III, perché Napoleone III divenne imperatore proprio grazie all'appoggio della Chiesa e del mondo cattolico, e quindi si era eretto difensore, a differenza di Napoleone I, che invece era andato a Roma e aveva fatto un po' quello che si era incoronato imperatore. E questa situazione naturalmente portò fu colto il momento in cui la Prussia attacca la Francia, la seconda guerra prussiana, perché la prima era dell'866 che viene comunque, i francesi perdono, si ripete lo stesso evento e sarà l'invasione di Parigi per diversi anni da parte dei prussiani, ed è l'epilogo della prima guerra mondiale, poi l'odio che nascerà da questo. Ma tornando al discorso di Brescia e Porta Pia, naturalmente Vittorio Emanuele II approfitta di questa debolezza del Papa, che non ha più nessuno che lo sorregga. L'Austria non intende appoggiare il Papa perché ormai ha capito che i tempi sono cambiati e non è buona politica farlo, e c'è la conquista di Roma. Ora, se vediamo Roma di adesso, non è quella dell'epoca. Quella che si chiama Via Veneto erano campi, era una collina, era un pezzo di Roma dove c'era un parco, c'erano dei resti della romanità, e tutto quello che viene dopo Porta Pia viene chiamato il Sacco di Roma, cioè viene costruita praticamente Roma completamente nuova, perché il centro storico era piccolissimo, e da allora poi furono costruiti i ministeri, furono costruito il Parlamento, furono utilizzati i vecchi palazzi per scopi politici, e fu emarginata la Chiesa. Quando morì Pio IX c'è un aneddoto molto interessante, perché la salma venne trasportata di notte per portarla a San Pietro, ecco, fare la commemorazione, fare le onoranze funebri, e un gruppo di rivoltosi legati alla massoneria dell'epoca intercettò il carro e fu tentato di buttarlo dentro una fogna. Intervenne l'esercito italiano e liberò, naturalmente riuscì a difendere la salma, e successivamente ci fu un nuovo attacco dove volevano buttarlo nel Tevere, e anche questa volta intervenne l'esercito italiano e finalmente Mastai Ferretti riposò in pace nella Basilica di San Pietro, ma prima di morire disse: non ho capito la mia epoca, speriamo che il mio successore riesca a avere più consapevolezza. Se non altro, insomma, in punto di morte ha avuto un ripensamento su quello che è stato il suo operato. Però c'è stato un film con Nino Manfredi che ripercorre un po' quella che è stata la figura di Pio IX. Noi vi proponiamo un breve intervento del processo dove si decide si deve decidere per una condanna a morte di due giovani. Vediamo. Facciamo discorsi seri, se no... E noi non desideriamo altro che ascoltare il vostro. Ecco, e allora per piacere, non le dimo ste cose. Dicevo... Che dicevo? Dicevo che visto che è cambiata la morale, il concetto di colpa e di innocenza che c'hanno loro ormai è diverso dal nostro. Noi crediamo ancora nell'obbedienza e loro credono nelle bombe. È certo che ci hanno torto, ma mica è detto che per questo ci abbiamo ragione noi. Il processo continua a porte chiuse? No, c'è uno spiffero. E poi porte aperte o chiuse, chi deve entrare qui? Io vorrei che entrasse lo Spirito Santo a illuminarvi. Quello, se per sbaglio ci fosse entrato una volta, non credo che ci entrerebbe più. Monsignore, voi state mettendo in dubbio la legittimità di questo tribunale. Giovanotti, a Roma c'è la guerra, inutile che se lo nascondiamo.
E qui sono zompati per aria 23 soldati di un esercito che siccome è il nostro ci può pure dispiacere. Ma sapete chi è stato a farli zompare? Monti e Tognetti, soldati pure loro. Soldati di un altro esercito che non è il nostro, un esercito in borghese. Ma stiamo attenti, eccellentissimi padri, che quando un esercito è in borghese è un esercito di popolo e col popolo ci si sbatte sempre il grugno. Garibaldi alle porte e Satana col cappello da bersagliere avanza su Porta Pia. Fratelli, siamo vecchi, ci avevamo l'ore contate. Volevamo fare una buona azione prima di morire, una sola. Mandiamo il boia in pensione e chiudiamo in bellezza. Cerchiamo di essere preti. Io solo questo vi chiedo, di essere preti, che non ci perdiamo niente. È finita, È proprio finita. Ecco, allora, questo è Ciambetti, quando c'è a che fare col popolo ci si sbatte il grugno, dice. Proprio perché a metà dell'Ottocento la volontà popolare era entrata nei diritti costituzionali di molti paesi europei dopo il 48, quindi tante cose che cambiavano e che il Papa non aveva colto, che lo Stop Pontificio non aveva colto, quindi è veramente un momento in cui lo Stop Pontificio, che aveva potere temporale, aveva la necessità di raccogliere tasse, che aveva la pena di morte che nel 1870 è stata applicata dal Papa a Roma. Tra l'altro per la cancellazione è arrivata nel 69 un intervento di Paolo VI e poi l'effettiva cancellazione l'ha fatta Giovanni Paolo II, quindi delle contraddizioni che la Chiesa, che aveva il potere temporale, non poteva più mantenere e doveva dedicarsi al potere spirituale. Per certi versi Porta Pia è servito anche probabilmente a cambiare e a indirizzare la Chiesa dove doveva indirizzarsi, fare i preti, come diceva adesso Nino Manfredi. Poi Roma diventa capitale, cito Cavour per un intervento che ha fatto in Parlamento per motivare la scelta di Roma. Ora, o signori Roma, concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali e morali che devono determinare le condizioni di una capitale, di un grande Stato. Ecco, sentite queste parole che servivano a caricare l'esercito, a motivare appunto l'intervento poi che sfociò in Porta Pia, e guardando cos'è successo a Roma nei decenni successivi, e parlo di decenni, vi leggo il titolo dell'Espresso, di un articolo dell'Espresso del 1955, Capitale corrotta, nazione infetta. Era il 1955, adesso negli ultimi anni abbiamo mafia capitale, abbiamo situazioni che hanno visto appunto l'utilizzo di risorse pubbliche e di connivenze impensabili e incredibili. Io frequento Roma assiduamente e vi assicuro che il decadimento che vedo negli ultimi tempi, sto parlando degli ultimi anni, non sto parlando solo dell'ultimo anno, ma degli ultimi anni anche del centro storico, ecco, qualche dubbio che appunto Cavour dicesse queste cose con magari spirito positivo, no, non so se Roma è adeguata a fare la capitale di un grande Stato. Presidente Valerio, qua è la storia che si ripropone, no? La descrizione che faceva adesso di Roma assomiglia parecchio ad alcune cose che sono successe nella nostra regione purtroppo l'anno scorso. Certo. Ma al di là di questo, secondo me è interessante l'aspetto delle motivazioni che stanno dietro di solito ad eventi che poi sembrano nascere dal popolo, da una decisione, che invece sono il frutto di altre cose, perché della cessione di Roma allo Stato italiano si era cominciato a parlare nel 61, c'erano stati degli accordi con i francesi e si immaginava di limitare il potere temporale del Papa a una zona specifica della città, lasciando il resto agli italiani, e quindi in realtà non è che sia una cosa che è venuta così, è stato un percorso molto lungo, legato anche inevitabilmente, come succede sempre che ci piaccia o no, agli equilibri internazionali mondiali addirittura, all'epoca mondiali perché erano europei. Quindi quando la Francia
che si aspetta che l'Italia la aiuti nella guerra contro la Prussia, invece soccombe, l'Italia se ne sta indietro e a quel punto può decidere di prendere Roma, però non la prende di forza o così sembra, ma in realtà la prende concordando la cosa, perché a Roma c'erano 50.000 soldati italiani di 3 divisioni e circa 13.000 difensori della città che più o meno non erano soldati. Ne sono morti 60. Questo vuol dire che nessuno voleva uccidere nessuno. Questo vuol dire che il Papa stesso in qualche modo ha trovato una sorta di soluzione in questa cosa per il fatto di sentirsi a disagio nel suo ruolo. E un'altra cosa che secondo me è interessante, è una specie di aneddoto che ho trovato, è che era talmente forte la commistione tra Chiesa e italiani anche nello Stato potenzialmente laico che, per esempio, Roma non l'hanno fatta prendere dai garibaldini, assolutamente no. L'hanno fatta prendere da altri, non sono entrati i garibaldini, perché sarebbe stato un segnale di un certo tipo e quindi questo è stato evitato e quindi era concordato. Inoltre c'è una cosa che mi ha davvero colpito ed è che a un certo punto il Papa, quando si è reso conto che i militari stavano entrando in città perché poi avevano conquistato Civitavecchia e tutti gli altri posti, ha lanciato una scomunica e ha detto: chiunque decida di bombardare o assaltare la città verrà scomunicato. E allora l'ordine di bombardare non è partito dal ministro della guerra, non è partito neanche dai comandi militari, è partito da un capitano di artiglieria che era ebreo. E questo è una meraviglia, cioè una meraviglia, ma dice tantissime cose, e dice tantissime cose anche sul fatto che noi immaginiamo che tutto venga perché così, parlano di popolo, in realtà non è così semplice. Il popolo poi poco tempo dopo ha fatto un referendum a Roma e ha vinto con, non mi ricordo, 46 oppositori c'erano e tutti gli altri erano a favore, ma non è che le condizioni del popolo in quel caso siano cambiate molto, perché ciò che era avvenuto non veniva dal popolo, veniva da altre logiche, da altri poteri, da altri equilibri, e questo, piaccia o no, è la storia che si ripete e lo vedremo poi. Lo vedremo poi. E adesso andiamo invece... Segre. Si chiamava, probabilmente Giacomo Segre era il comandante che ha dato ordine di bombardare le mura di Roma, sottoposto, insomma, non era toccato dalla eventualmente la diceva lunga sui timori anche di questi che evidentemente stavano facendo qualcosa di molto forte, ma si preoccupavano di più della difesa delle loro anime quando mai gli fosse stato chiesto alla fine della loro vita se erano stati scomunicati o meno. Certo. Allora adesso invece 22 settembre 1943 andiamo nell'isola greca di Cefalonia. Vediamo. 22 settembre 1943. Isola di Cefalonia, dopo una settimana di combattimenti sanguinosi, le truppe italiane, prive ormai di rifornimenti e munizioni, si arrendono ai tedeschi. Per rappresaglia e per ordine diretto di Hitler, nonostante la resa, i tedeschi compiono una strage massacrando i soldati italiani disarmati. I pochi superstiti vengono imbarcati su navi che finiscono su campi minati o silurati. È uno dei maggiori crimini di guerra commessi dalla Wehrmacht. Le stime delle vittime sono incerte, a seconda delle fonti e delle circostanze rientrate nel computo, da 1700 a 9400. In massima parte i soldati presenti facevano parte della divisione Anqui, ma erano presenti anche finanzieri, carabinieri ed elementi della Regia Marina, per un totale di circa 12.000 uomini. Ecco, passate 2 settimane dall'annuncio dell'armistizio, questa pagina sicuramente drammatica per il nostro paese. La strage di Cefalonia è una pagina triste, no? De Biasi. La strage di Cefalonia, al di là degli episodi storici, poi lo stesso generale in campo Gandini ci rimise la vita, mentre il suo Antonelli era quello che ha fatto un po' anche un gioco piuttosto ambiguo, dimostra
dimostra una cosa fondamentale, che noi non abbiamo mai avuto classi dirigenti all'altezza. Nel momento in cui c'è il crollo del fascismo, ci si preoccupa di salvare se stessi. Questo è purtroppo una cosa che si è anche ripetuta anche in maniera diversa, e poi chi paga di più sono esattamente le truppe. In questo caso addirittura si narra che vi fossero state anche addirittura una specie di referendum, perché alcuni avevano alzato se dovevano cedere o non cedere le armi ai tedeschi, e quindi alcuni ufficiali si erano premuniti di favorire questo tipo di... mentre il generale Gandini aveva tentato fino alla fine di portare l'intera divisione che aveva sotto di sé. Però questo è il punto fondamentale, cioè è uno degli episodi drammatici che seguono il disfacimento del regime fascista e monarchico, e che ovviamente nel momento in cui ci sono i drammi paga il popolo. Questo è il fatto, e su questo noi non abbiamo mai fatto memoria storica, siamo mai riusciti a metabolizzare e a individuare le responsabilità, perché poi anche nell'immediato dopoguerra Antonelli, che era un subordinato di Gardini, è passato ad esempio come una specie di eroe, tra l'altro all'epoca anche portato avanti proprio dal Partito Comunista, mentre invece ha giocato molto un ruolo ambiguo, e chi è ambiguo ed opportunista molto spesso viene premiato. Chi invece è ligio e istituzionale molto spesso non viene affatto premiato. E quindi qui è la tipica situazione di come siamo noi, cioè molto doppi, o abbastanza doppi, o abbastanza opportunisti, e soprattutto chi ha maggiori responsabilità. Chi ha maggiori responsabilità dovrebbe sapere assumersene queste responsabilità, non pensare che siano altri che devono fare. E questo è un episodio di questi. Purtroppo ci sono stati, io ho letto recentemente un libro su questo episodio rispetto alle cifre che vengono date sui numeri. Sembra che siano molto di meno, sembra. Poi, non è che ci siano 12.000. Certo. Poi così è un argomento degli storici. Certo. La interrompo un attimo perché abbiamo un telespettatore che vuole intervenire. Abbiamo signor Sergio. Buonasera signor Sergio, lei chiama da dove? Buonasera, da Belluno. Prego. Da Belluno, una battuta così spiritosa. La signora Merlin il 20 settembre del 1958 ha chiuso le case chiuse. È una data anche quella, no? Dopo 100 anni, le pare. Se avete qualche critica da dire lì sopra, si può dire qualche cosa. È stato un movimento anche quello, il Signore sorride e sorridiamo tutti. Va bene? Benissimo, grazie della segnalazione. Ciambetti. Certo. Concentrarsi su qualcosa, per quello sorridevo, insomma. Sì, no, su Cefalonia ha ragione Enzo, cioè il fatto che sono pagine che secondo me devono ancora essere approfondite. C'è stata una rimozione, mi permetto di dire, anche un nascondere quanto avvenuto a Cefalonia nel 1943, vuoi per equilibri, vuoi per forse anche nascondere la vigliaccheria della Casa Savoia e di Badoglio, che hanno lasciato il paese, i soldati in balia degli eventi. Quello che è avvenuto, ripeto, andrebbe approfondito con maggiore puntualità. Solo di recente Cefalonia è tornata a far parte della memoria collettiva, perché Ciampi, perché un film, anche
il mandolino capitano Corelli è riuscito a trasmettere a un largo pubblico appunto le sensazioni, emozioni di quanto è avvenuto. Tra l'altro dicevi bene, fu la Wehrmacht a fare questo, non come è successo in altri posti, le Waffen SS o altro, quindi l'esercito regolare tedesco che si è macchiato veramente di una strage assolutamente inutile e priva di senso in quel momento. Naturalmente gli italiani hanno fatto resistenza, dovevano farla, non volevano in quel momento essere disarmati ed essere in balia degli eventi, già si segnalavano in giro per il territorio i treni che portavano i soldati italiani nei campi tedeschi, però ripeto, forse c'è ancora bisogno di approfondire, ripeto, per magari riportare dei numeri che siano precisi, e anche molte pagine che non sono state negli anni appunto approfondite, rese pubbliche, capite, andrebbe fatta appunto sicuramente una ricerca ancora più puntuale e precisa. Adesso si può fare, per molti anni questa cosa è stata, ripeto, nascosta anche dalle nostre forze armate, anche dalla nostra classe politica, che probabilmente nel dopoguerra aveva anche qualcosa appunto su questo tema magari da vergognarsi. Certo, ecco, Presidente Valerio, quello che diceva prima De Biasi, doppi, opportunisti, condivide questa lettura? Purtroppo in parte sì, anche se intanto bisogna sempre inserire gli eventi nel periodo storico nel quale si sono verificati, perché dire adesso cose che sono successe tanto tempo fa senza pensare alla mentalità che aveva la gente è così, perché poi mi sembra che uno degli argomenti sia la Repubblica di Salò, dove invece c'è stato proprio il contrario, e cioè molti hanno evitato la doppiezza e con questo hanno creato problemi a sé e ad altri. Per quanto riguarda questo è proprio purtroppo la mancanza di capacità di prendersi responsabilità da parte di chi ha le responsabilità, perché la guerra, se invece che fare quel pateracchio dell'8 settembre avessero cercato prima delle strade, sarebbe finita molto prima, perché i tedeschi in molti posti erano assolutamente minoritari rispetto agli italiani come forze armate, e gli è stato dato il tempo di rimpinguare le loro schiere, e hanno rinvaso per esempio tutta l'Italia, e questa cosa qua è una responsabilità enorme da parte di chi non ha saputo gestire, non ha trovato il coraggio e la forza, e hanno lasciato questi poveretti a dover decidere loro, o meglio a dover decidere anche se gli ordini erano di un certo tipo e loro li reinterpretavano. C'è una cosa, mi scuserete il passaggio personale, ma mio padre era durante la guerra a Cattaro, proprio quando c'è stato l'8 settembre, lui era ufficiale di artiglieria a cavallo ed era il comandante della piazza di Cattaro, che era molto ben difesa. I tedeschi là non c'erano, quando c'è stato l'8 settembre loro hanno ricevuto l'ordine, anzi non hanno ricevuto nessun ordine, e quando i tedeschi hanno cominciato a risalire la stradina hanno sparato 2 colpi per fermarli, ma non addosso, di avvertimento. Quando gli ufficiali che non erano là hanno saputo di questa cosa, perché gli è stato chiesto cosa dovessero fare, gli hanno detto non belligerate, non combattete, non rispondete, perché va bene così. Loro hanno dovuto deporre le armi e sono stati portati in campo di concentramento. Allora, dal quale mio padre evidentemente è uscito, se no non sarei qua. Ma al di là di questo, c'è proprio questa cosa, no? Cioè, non c'è la visione generale di lungo percorso e tutti si arrangiano in qualche maniera, ma questo è un dramma terribile. Dopodiché la guerra ha delle logiche, purtroppo, che poi sfuggono, e quando noi andiamo a giudicarle dopo ci sembra che siano altre cose. Ma ne sono state fatte tante di cose così, da tutte le parti anche, non che questo giustifichi assolutamente, certo. Questo deve essere sollevato, ricordato, ma per creare un quadro che ci porti a evitare prima di tutto di fare le guerre e poi di farle in quel modo là. Professor Casen.
Allora, qui abbiamo messo parecchia carne al fuoco. Ma diciamo che l'esercito, che lo Stato italiano dall'Unità d'Italia abbia giocato a fare il voltagabbana mi pare che sia abbastanza normale. 1866 guerra contro la Francia, quando 6 anni prima Napoleone III era venuto per l'Unità d'Italia, quindi mettiamo in difficoltà la Francia e ci allineamo dall'altra parte. Prima guerra mondiale la stessa cosa, seconda guerra mondiale a metà strada abbiamo ripetuto, e era chiaro che l'Italia non era in grado di fare la guerra, ma questo lo sapevano tutti i generali. L'unico che faceva finta di non saperlo, ma lo sapeva, era Mussolini. Noi non avevamo carri armati, non costruivamo motori per aerei, li compravamo dall'Inghilterra. E abbiamo fatto la guerra all'Inghilterra, quando mai ci avrebbe venduto più un motore, quindi non avevamo una flotta aerea. E difatti poi anche qui, quando c'è il disastro, i tedeschi intervengono prima con gli aerei e poi con l'esercito. Ma noi resistiamo pochissimo perché non abbiamo le armi. Il rapporto di fuoco tra un soldato italiano e uno tedesco è 1 a 10. Cioè quello sparava 10 colpi, noi 1. Al-Alamein insegna, cioè gli inglesi arrivano e sono sicuri di stravincere, poi vengono ostacolati dall'arrivo di Rommel con tutti i carri armati e quindi c'è un certo conflitto che si accende. Ma se non veniva Rommel, noi i carri armati dove li trovavamo? Sono carri armati tedeschi, non italiani. Avevamo un carri armato dove ci stavano dentro 2 persone, ma una specie di carri armato, aveva una specie di fucile davanti, no? L'abbiamo fatto vedere in altre trasmissioni. Carro L. Carro L, sì, il 34 mi pare. Dentro e riempivano tutti gli stivali di chi li guidava, bollenti naturalmente. Si prendeva dentro anche tutto il fumo e tutto il resto, ma era grande come un'auto di adesso. No, non erano carri armati, erano mezzi blindati che pressappoco andavano e non riuscivano a superare gli ostacoli. E quindi nel momento in cui una parte, l'Italia il governo viene desautorato, Mussolini viene desautorato e viene preso in mano la situazione dal re e da Badoglio, gli americani fanno l'accordo ma bruciano i tempi, cioè l'annuncio che fa Eisenhower anticipa di molto quello che sarebbe stata la dichiarazione e quindi mette l'esercito e Badoglio nella situazione di dover correre e dire sì, abbiamo concordato gli americani una sorta di resa e ancora non si sa cosa succederà e naturalmente non sono organizzati gli italiani per poter affrontare una situazione di questo genere. Attenzione, negli anni 50 uscì su Settimana Incom, che era un settimanale molto apprezzato all'epoca, poi fu fatto scomparire, sul tradimento dei generali italiani in merito all'attacco di Taranto, no? Perché la segnalazione delle navi all'interno del mare del porto di Taranto era stata fatta, veniva dall'Italia, veniva dallo Stato Maggiore. Ci fu una polemica terribile e poi fecero sparire il giornale, così hanno risolto il problema. Gli altri giornali non ne parlarono. Questa era l'Italia dell'epoca e mi metto nelle condizioni di pensare di prendere una decisione come poteva prenderla il generale a quell'epoca. Che cosa poteva fare? Aveva 2 possibilità, o arrendersi con quale esito, oppure resistere perché il suo mandato era quello comunque di resistere a qualsiasi costo, perché poi il re dice, bene, noi abbiamo fatto pace con gli alleati, però incita alla ribellione, quindi dice adesso andate e combattete contro i nostri alleati che sono i tedeschi.
Ma è una sorta di messaggio, un telegramma, non c'è strategia, non c'è un'organizzazione e se ci fosse stata è stata bruciata dall'annuncio di Eisenhower. Certo. Bene, allora abbiamo un primo break pubblicitario, allora andiamo 2 minuti in pubblicità, torniamo subito, restate collegati, ci ritroviamo tra poco.